Oggi si è conclusa l'imponente operazione di messa a terra di Vento di Sardegna. Questo alaggio si è reso possibile grazie alla sinergia tra la Grendi, l'autorità portuale, la Capitaneria di Porto, la dogana e Agueci Trasporti. 'Vento di Sardegna resterà in secca per circa 4-5 settimane per le ultime preparazioni in vista della Route du Rhum, che partirà il prossimo 2 novembre da Saint-Malo. Dalla prossima settimana inizieremo una miriade di lavori per migliorare le performance della barca, alleggerirla e renderla più sicura e competitiva per la prossima impresa. Ciao!